abbiamo veramente un modo di contare i dati che è non scientifico e serve più che altro a fare propaganda, a giustificare una situazione di lockdown, e loro dicono no, ma è merito nostro che ci sono così pochi morti. Bene, arriveremo a smascherare questa bugia. Eclatante e che ci mostra che le cose non sono per nulla andate come ci avevano detto, ma nemmeno lontanamente. L'OMS, cioè World Health Organization, ci dice che ufficialmente 650.000 persone sono morte di problemi respiratori collegati alla influenza stagionale. Attenzione, 650.000 morti sono morti di problemi respiratori. Poi ci sono quelli che sono morti per altri motivi, sempre con o a causa dell'influenza, no? Quindi questo è un dato del dicembre 2017, quello degli anni successivi e precedenti siamo in linea, cioè praticamente siamo intorno ai 500.000. Vedete, qua diceva questo è un incremento rispetto alla stima previsionale globale di 250-500.000, ma parliamo solo di coloro che hanno avuto la morte a causa di problemi respiratori derivanti dalla influenza stagionale. Bene, quanto colpisce il Covid-19? Qui abbiamo i dati di World of Matter. Abbiamo avuto 2.700 milioni di persone infettate e sappiamo appunto che quelli tenuti in casa non vengono valutati, negli ospizi vedremo fino adesso non hanno fatto quasi nulla, i conti vengono fatti pompati da qualche parte, non pompati per nulla da altre. Totale dei morti, questo è l'unico dato certo, anzi nemmeno questo, perché sappiamo che in Italia contano per morti di Covid quelli che sono morti con il Covid, cioè torneremo dopo su questo concetto, ma comunque non c'è niente da fare, questo è il dato: 190.000 persone, tantissime, e mi dispiace, faccio le condoglianze a tutti i parenti, ma il problema qual è? Che l'influenza ne fa 650.000, 500.000, stiamo parlando quindi di un terzo dell'influenza. Qual è il problema semmai di questa Covid-19? Che ti porta un gran numero di persone in terapia intensiva tutto in un attimo a causa appunto della curva di espansione, e dove non ci sono le strutture sanitarie adeguate ti manda in collasso il sistema sanitario. Quindi se noi andiamo a vedere qui in questo grafico che voi potete gestire, le morti maggiori si sono avute ad oggi: 50.000 negli Stati Uniti, 25.000 in Italia, 22.000 in Spagna, 21.000 in Francia. Ecco, vedete, l'Italia sta rallentando perché ormai il dato era diventato ridicolo. Vedete qui sulla destra death rate, cioè il appunto tasso di mortalità. Vedete che abbiamo dei valori sballati in paesi dove il sistema sanitario è completamente fuori controllo perché i dati arrivano come arrivano. Poi dipende anche da come viene contato la mortalità. Comunque vedete che noi in Italia abbiamo una mortalità non da poco, però in realtà se andiamo giù la maggior parte hanno una mortalità che oscilla. Però attenzione, questo perché? Perché fanno i tamponi solo alle persone che sono, come direttiva OMS, solo le persone che hanno evidenti sintomi o addirittura sono morte e si ipotizza appunto l'idea che sia morto per Covid, altrimenti la mortalità è molto molto più bassa. In ogni caso questo è un dato che ti prende a sberle: 650.000 morti per malattie respiratorie collegate all'influenza, 200.000 a tutto il pianeta per quanto riguarda il Covid. Quindi qui avete l'articolo dove spiego appunto tutto questo concetto. Definizione di caso. Il problema è che durante il corso dell'epidemia anche in Italia hanno cambiato la definizione di caso, cioè a un certo punto hanno detto la stagione dell'influenza è finita, quindi quelli che muoiono adesso sono morti di Covid, tanto per dirne una.
Oppure fanno il tampone, scoprono che aveva il Covid, magari è morto di infarto, ma dicono che è morto di Covid. Cioè praticamente abbiamo veramente un modo di contare i dati che è non scientifico e serve più che altro a fare propaganda, a giustificare una situazione di lockdown perché c'è un'emergenza sanitaria, ma che poi alla fine abbiamo visto non ha tutta questa mortalità, e loro dicono no, ma è merito nostro che praticamente ci sono così pochi morti. Bene, arriveremo a smascherare questa bugia. Intanto facciamo notare che ci sono stati diversi virologi, quelli in corsia, non quelli da salotto, da televisione, che praticamente dicevano che si trattava di circa poco più di un'influenza. Ah, scusate, torniamo qui, tanto perché è importante questo. Praticamente sulla pagina di Oxford, sull'articolo di Oxford, c'era un certo premio Nobel della medicina, Leavitt, che ha detto che eccolo qua l'articolo di Oxford, se andate a fondo pagina trovate l'opinione di un certo Leavitt che dice: devi pensare al corona come una severa influenza, è 4-8 volte più forte di una comune influenza, ma comunque la maggior parte delle persone rimarranno in salute e l'umanità sopravviverà. Vedete, questo è un premio Nobel che parla, no? Allora io devo credere al premio Nobel, devo credere alla Gismondi che sta in corsia, o a Burioni che prima diceva che eravamo al sicuro, l'epidemia non sarebbe mai arrivata, che adesso sta facendo terrorismo dicendo che non dobbiamo uscire dal lockdown? A chi devo credere io? Io vi sto facendo vedere gli elementi. Niente panico, ma niente bugie, dice Burioni, riferendosi alla Gismondi, che è questa signora che vedete, che è poi tra l'altro la microbiologa dell'ospedale Sacco, quindi proprio in prima linea, no? Pensate che hanno organizzato un cosiddetto patto della scienza, che invece è un patto antiscienza, per farle ritrattare queste cose alla signora Gismondi. Però io non mi accontento, noi non ci accontentiamo dei premi Nobel e della Gismondi e di Oxford. Abbiamo anche con noi, che ci dicono delle cose, Bassetti, che è se non mi ricordo male di Genova, sempre, eccolo qua, ordinario di malattie infettive al Dipartimento di Scienze della Salute Università di Studi di Genova, ma lui dovrebbe fare anche corsia. Bassetti, anche questo è stato attaccato un po' meno, ma anche quello è stato attaccato. Ma noi non ci accontentiamo, abbiamo anche Danna, che è il presidente dell'ordine dei biologi. A questo la ex ministra Grillo ha fatto un lavoretto di raccolta firme per farlo dimettere, a questo Danna, che è il presidente dell'ordine dei biologi. Ora, i biologi non sono virologi, però un ordine è un ente dello Stato, quindi veramente andare contro le istituzioni pur di far passare una tesi preconcetta e falsa scientificamente. Non ci accontentiamo, abbiamo anche la Capua, che fin dall'inizio ha detto non sappiamo quanti casi ci sono realmente in Italia, probabilmente sono 6 volte più di quello che ci dicono, e dice lo studio del collega Lipschitz di Harvard dice che potrebbe essere infetto il 60% della popolazione della Terra. Ok, quindi stiamo parlando che probabilmente questo virus gira da moltissimo tempo e non ha fatto tutta questa catastrofe. Ci accontentiamo? No, abbiamo anche l'associazione dei medici di segnale, che sono sono un'associazione di 700 medici. Praticamente questa cosa è molto interessante perché qui ti danno un sacco di dati, ti dice abbiamo ogni giorno 4.000 persone, questo è del 7 marzo, praticamente ti facevano vedere che ci sono problemi con i tamponi, chiamare chi è positivo al tampone contagiato ci pare gratuito allarmismo, insomma diceva, e poi dava una serie di numeri che ti facevano rendere conto che veramente ci stavano prendendo in giro, perché per esempio
abbiamo 638 morti per infarto o ictus ogni giorno. Adesso questi 638 gli fanno il tampone e viene fuori che sono 300 morti da Covid, perché la metà della popolazione è il Covid. Poi 483 per tumore, di cui 93 solo per cancro polmonare. Ecco, vedete anche qui c'è tutta questa gente, 93 persone al giorno che muoiono per cancro polmonare, che è quasi sempre legato al fumo. Chi fuma smetta di fumare, io ho smesso di fumare, si può fare, e praticamente lo Stato però, invece di pensare alla salute, vende le sigarette, addirittura con il lockdown vende le sigarette. Abbiamo 95 morti di Alzheimer e demenze al giorno, 35.000 all'anno e via così. Capite che abbiamo, ecco, in quella data avevamo 0,55 per Covid, non eravamo esattamente al picco, ma poco ci mancava. Quindi praticamente numeri che se uno deve fare, cioè purtroppo la salute è un bene prezioso per tutti, quindi noi dovremmo andare anche a soppesare quali sono gli interessi più importanti da tutelare. Quindi, conclusione, i dati sull'emergenza sono falsi e sovvertono i diritti umani costituzionali. 28 febbraio. Perché se voi andate a ragionare, qui spiego il perché, su come vengono calcolati i dati, che sono tutti falsi, praticamente i dati che arrivano degli infetti sono falsi, i dati dei morti non sappiamo se sono tutti morti solo per corona o non corona, ma comunque l'unico dato certo è quelli che sono in terapia intensiva, che quindi il problema era che noi non avevamo abbastanza terapie intensive. La Germania, la Svezia, avendo sufficienti terapie intensive, hanno dato consiglio di stare a casa, ma non hanno chiuso proprio un bel niente. L'Austria ha già riaperto, ha chiuso dopo di noi, ha già riaperto. Quindi, vedete, questo è il concetto di tutto il discorso che abbiamo fatto sull'analisi dei dati, che i dati sull'emergenza sono falsi e soffertono i diritti umani, sono fatti con modelli sbagliati, con tamponi solo alle persone già malate o moribonde, e comunque restiamo ben lontani da quelli che sono i risultati dell'influenza. E vi ripeto, io constato il numero, però qua c'è una sfilza di dottori che ci dice, di dottori, di virologi, c'è anche Tarro che andremo a incontrare più tardi. Bene, che i dati siano falsi lo dice lo stesso Borrelli. Il 24 marzo Borrelli conferma che i contagiati sono almeno 10 volte quelli ufficiali. Come detto, si tratta di un'influenza mal gestita per carenza di mezzi. Allora, a questo punto abbiamo accertato questo. Bene, però qual è il problema? Che quando Borrelli ci parla, veniamo a sapere da di nuovo la Gismondi, che adesso si sta togliendo qualche sassolino. Praticamente questo è un articolo del 16 aprile, ci racconta che i dati che loro danno sono vecchi di 10-12 giorni, cioè il tempo che dalle regioni arrivano a Roma, dove poi vengono rimaneggiati oltretutto, come esattamente succede la stessa cosa per i danni da vaccino. Cioè le regioni segnalano 800 e nel caso del vaccino dicono magari 300-200 danni, e poi oltretutto conteggiati in maniera assolutamente arbitraria con metodi diversi anche in quel caso. Quindi anche qui abbiamo dei dati che non possiamo più di tanto fare affidamento. Allora, qual è il problema? Che sostanzialmente è una manipolazione dei dati sui decessi. Qui andiamo su un cospirazionista, il dottor Jensen, denuncia le linee guida USA, perché voi dovete capire che il tutto parte comunque da indicazioni OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè è stato l'OMS a dire fate i tamponi solo alle persone che risultano evidentemente con i sintomi eccetera eccetera. E perché l'OMS ha fatto questo? Poi andremo a chiedercelo. Comunque questo dottor Jensen racconta quello che vi ho fatto vedere superficialmente io, però lo dice in questi giorni. Poi la pandemia è inventata? Ecco, qui c'è un video di un dottor Rashid Buttar che dice, appunto, questo è un medico che lavora sul serio, dice che come è stata presentata tutta la faccenda assolutamente non corrisponde alla scienza medica. Va bene, il problema qual è? Che se noi andiamo a vedere che cosa ha fatto il governo
per questa pandemia scopriamo una incredibile quantità di ritardi che sinceramente è molto molto difficile metterli tutti insieme. O abbiamo l'evidenza di una imbecillità istituzionale incredibile, oppure dobbiamo cominciare a pensare che tutto questo è successo, questi ritardi, è successo per un determinato fine che poi andiamo a vedere. Allora, cominciamo adesso. Qui questa è una pagina che trovate che è già sufficiente di link per far capire che qualcosa non va nello storytelling, no? Un dato incredibile è che in data 27 marzo viene fuori dai dati dell'ISS, qui avete un video di diversi minuti, il 46% dei deceduti non ha ricevuto un antivirale. E com'è possibile? Cioè, stiamo parlando di una malattia virale e questi non hanno ricevuto nessuna cura antivirale. Il virus uccide solo l'1,3% meno dell'influenza. Questi sono i dati del 27 di marzo, quindi in piena espansione. I dati dell'ISS, quindi restiamo con questo dato, cioè i malati di Covid non ricevono nessun tipo di antivirale. Quindi leggiamo ancora per finire: prima del ricovero in ospedale il 36% deceduti con Covid positivi seguiva una terapia con ACE inibitori, del 16% una terapia con sartani, bloccanti del recettore per l'angiotensina. Questo dato può essere sottostimato in quanto non sempre nelle cartelle cliniche era possibile invincere la terapia eseguita prima del ricovero. Cioè, capite che abbiamo un'infezione virale e il 46% della popolazione che poi viene riscontrata deceduta con la terapia virale, con l'infezione virale, non è stata trattata. Non è stata trattata con un antivirale. Magari basta il famoso Avigan o